Carissimi amici, benvenuti ad un altro appuntamento con Spazio Vostro qui a Televenezia, un altro speciale appuntamento con sempre nuovi temi ed ospiti di eccellenza che fanno grande il nostro territorio. Ed oggi sono onoratissima di avere qui in presenza Matteo Carponi. Buongiorno Matteo. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Benvenuto carissimo. Allora, chi è Matteo Carponi? Allora, adesso qui si potrebbe aprire una valanga di informazioni, però ci tengo un po' a descrivere, se mi permetti, quella che è la tua carriera. Allora, lui è manager ed imprenditore sportivo. Ci tiene ovviamente, come io ho capito, che tutti i nativi del Lido ci tengono a dire che sono dei lidensi e quindi è vero, avete come una specie di, sì, di, voglio dire, qualcosa, un legame particolare, un plus particolare. Ha trasformato la sua passione per lo sport e l'organizzazione di eventi in una coinvolgente attività da sempre, frutto di una vision, di cui poi appunto parleremo, innovativa e basata sulla cura dei dettagli, perché lui non tralascia mai niente nelle cose che organizza. Quindi partiamo un po' anche, torniamo un po' indietro. Nel 2017 ha ideato e fondato il format Emotion Padel, che tu fosti uno dei pionieri, diciamo, di questo ambito, diffuso poi in 11 regioni italiane, con eventi all'estero, quindi toccando la Croazia, ma anche l'Egitto, creando settimane a valenza sia di carattere turistico-sportivo, quindi una combinazione veramente molto interessante. Successivamente ha ideato l'Emotion Paddle Box. E direte che cos'è? È il primo contenitore che poi sicuramente l'avrete visto qui nei nostri dintorni perché è diventato molto famoso e riconoscibile, il primo contenitore dedicato al padel ed anche al tennis che per primo ha portato appunto queste discipline all'interno, quindi non più all'esterno nei campi, ma all'interno delle gallerie dei centri commerciali, coinvolgendo, e questo per chi c'è stato, centinaia, migliaia anche appunto di adulti e bambini. Quindi un contenitore molto inclusivo. Poi è stato ideatore e continua a portare avanti questo importante trofeo Città di Venezia dedicato appunto all'evento più storico legato proprio al mondo del padel, che quest'anno giungerà alla sua sesta edizione. Esatto. E poi tra le tantissime cose, qui io ho cercato un po' di riassumere, ha ideato e creato da poco, insomma mi sembra di aver capito, la Freedom Agency Sport, che vede invece la realizzazione di eventi sportivi che coinvolge allora invece più discipline, quindi oltre al padel hai aggiunto giustamente discipline quali il tennis, che ovviamente adesso ha ritrovato sicuramente una spinta importante grazie anche al campione che ci rappresenta nel mondo, appunto Yannick Sinner, e poi padel, appunto ancora, bicicletta nella categoria anche gravel soprattutto, e poi il running. E in più, per non farsi mancare niente, più volte si reca a Bologna, presso l'Università degli Studi di Bologna, come relatore per, diciamo così, aiutare dei ragazzi che vogliono essere formati come futuri manager dello sport. Ho detto bene? Direi più che esaustiva. Benissimo. A parte che è complessa la tua carriera, però allo stesso tempo hai fatto molte cose che ti hanno dato anche tanta soddisfazione. Partiamo dagli ultimi eventi che sono successi, ad esempio quello che avrete visto sicuramente girando per la città, i cartelloni che almeno io ho visto campeggiare ovunque, sì, ovvero Vale Sport Week. Sì. Che cosa è stato Vale Sport Week? Raccontacelo, sì, Matteo. Allora, Vale Sport Week è stata assolutamente una manifestazione innovativa per il carattere e per il tipo di organizzazione che ha avuto. È stato molto bello il fatto che la direzione del centro commerciale Vale Center abbia sposato questo percorso che era un po' nuovo, non era mai stato fatto, ma non solo qui in Veneto, anche a livello italiano. Nel senso, sì, proprio non era mai stato fatto. Praticamente abbiamo creato un ring di 50 metri quadri all'interno della galleria commerciale, coinvolto 10 associazioni sportive del territorio, per cui di Marcon, Treviso, Mogliano, e dandogli uno spazio assolutamente gratuito
per promuovere ognuno la propria attività sportiva. Per cui in questi 9 giorni il ring è diventato veramente un contenitore polifunzionale, nel senso che ogni ora si cambiava l'allestimento, si montavano i tatami per l'aikido, finiva l'aikido, si mettevano i canestri per il basket, toglievi i canestri, mettevi i materassi per la ginnastica artistica, per cui 9 giorni dove le famiglie, i bambini hanno potuto provare 14 sport diversi in un'unica location, molto molto coinvolgente, per cui con musica, giochi, gadget, proprio in un periodo dove normalmente si orientano i ragazzi all'attività sportiva, Certo. per cui nella prima settimana di settembre. Che poi magari possono scegliere, eventualmente potrebbe essere una spinta per il futuro, per potersi scegliere poi lo sport più adatto. Esatto. Molto interessante, questo è anche Grazie. propedeutico, ecco, diciamo. Esatto. Ha avuto, infatti, la valenza sociale per il territorio è stata tale che sia il comune di Marcon che il comune di Mogliano Veneto hanno dato il patrocinio, hanno aperto l'evento e l'hanno anche chiuso il sabato pomeriggio. Tra l'altro avevamo organizzato all'interno, sempre della galleria commerciale, la presentazione ufficiale delle 2 squadre di calcio del Venezia Marcon 1985, per cui alla presenza del presidente federale e regionale c'erano tutti e 2 i team, più di 300 partecipanti di sabato pomeriggio nel contesto all'interno del Che poi centro. questo è anche, per quanto riguarda le gallerie commerciali, è anche qualcosa che richiama gente, quindi è un indotto, cioè voglio dire, questa possibilità che tu dai attraverso lo sport è anche posso dire, un sostegno in più per quanto riguarda anche l'economicità all'interno della galleria, perché cosa succede? Che ci sono un sacco di avventori che arrivano e che oltre a partecipare allo sport poi ovviamente fanno anche il giro all'interno del Valley Center, piuttosto che anche, mi ricordo che anche tempo fa l'avevi fatto però anche alle Porte di Mestre questo. Alle Porte di Mestre, l'abbiamo fatto alle piramidi, però quello a Porte di Mestre e alle piramidi aveva più il focus legato al padel. Sì, mi ricordo, avevate la macchina bravissima, esatto. In questo caso qui invece proprio il ring, che aveva proprio anche un'estetica volutamente creata come un ring per tutti gli sport, si dedicava proprio a poter ospitare tante attività sportive, tanto per dirti un numero, ossia più di 1000 bambini in 9 giorni sono entrati all'interno del ring e hanno provato diversi sport. Per cui e poi dopo si sono con le relative famiglie accompagnate. Certo, sì, perché poi c'è tutto quello che è il rapporto con i genitori che li accompagnano, eccetera. E anche le associazioni stesse, quello che ci ha fatto molto piacere è che è stata molto apprezzata, perché per alcuni sport c'erano sport magari più conosciuti, che poteva essere il basket, il calcio, magari anche delle attività un po' più di nicchia, tipo il crossfit, l'aikido, magari la scherma stessa. La scherma ha avuto addirittura una pedana montata di fianco al ring per 9 giorni e hanno avuto tantissimi feedback anche per gli open day, grazie proprio a tanti bambini che avevano provato e si erano appassionati. Quindi hanno toccato con mano. Sì, l'hanno provato e ci sono stati, ognuno portava i propri istruttori, per cui provavano lo sport proprio con i coach delle varie attività. Chiedo una cosa, poi il feedback qual è stato rispetto alle società sportive? Sono state contente, immagino, perché hanno avuto sicuramente molto delle adesioni? Sì, hanno avuto molte adesioni, poi non sono tanti i momenti in cui le associazioni hanno degli spazi, tra l'altro in questo caso qua completamente gratuiti, perché ha provveduto a tutta la direzione del Valley Center, dove poter pubblicizzare anche degli sport, come si diceva, un po' meno conosciuti. E teniamo che conto anche questo che è importante. Gli afflussi all'interno del centro sono afflussi importanti, per cui è una vetrina che alcune volte vengono fatte delle manifestazioni, ma durano magari un giorno nelle piazze, e qui avevi 9 giorni. E comunque sono tranquilli tanti. anche a livello meteorologico, perché comunque un conto farlo in una piazza, un conto farlo all'interno di un centro, cui la manifestazione era sempre salvaguardata. E il riscontro è stato tale, e l'abbiamo percepito dal fatto che anche grazie all'app del Valley Center, che coinvolgeva i vari partecipanti, venivano proprio i genitori con il programma e sapevano che, non so, sabato a mezzogiorno c'era il tennis, alle 2 pomeriggio c'era il calcio, per cui è arrivata proprio alle famiglie, che era quello Quindi l'obiettivo. Quindi è un'organizzazione molto... Questo impegnativa. Infatti, guarda, mi hai rubato le parole. È impegnativa, ma però tu sei abituato, nel senso che parlavamo di questa tua vision, no? Iniziale, che hai sempre avuto, no?
diciamo così, vuoi parlarne un po'? Cioè nel senso di questa tua visione dello sport che però ogni volta cambia, è camaleontica e si adatta in qualche maniera al territorio, alle persone, e cercando di dare sempre di più, se possibile, un'offerta anche di crescita come questa, ad esempio. Sì, in effetti questa era la prima volta anche per me, ma l'idea è proprio quella, da quando siamo partiti, di regalare delle emozioni legate allo sport e di dare qualità al tempo libero delle persone. Se noi ci pensiamo un attimo, nel momento in cui le persone partecipano ai nostri eventi di padel, di tennis, vengono una settimana a Sharm el Sheikh con noi, comunque le persone ci affidano il loro tempo libero. Per cui sempre di più la qualità del tempo libero delle persone, ci siamo accorti anche a seguito di alcuni fatti recenti degli anni scorsi, ha acquisito e ha acquistato un valore importante. Per cui mentre prima poteva andare bene, diciamo, anche una fascia media, adesso le attese e le aspettative delle persone che nel momento in cui fanno una vacanza, nel momento in cui partecipano a un evento sportivo, sono cambiate, sono entrate più alte. Per cui non devi fermarti soltanto prettamente alla componente sportiva, ma devi creare un contorno di coinvolgimento, di emozioni, di intrattenimento che comunque dia il valore e il ricordo di un'esperienza. Per cui non ho partecipato a un torneo, ho partecipato a un'esperienza, con la voglia di ritornarci. Questo per me è stata, diciamo, la visione che ho avuto dal primo momento, tanto è vero che nel momento in cui siamo partiti noi col padel, voglio dire, qui non era ancora partito, perché nel 2017-2018 era ben prima di questa esplosione legata a questo sport. Per cui è una creatura che si evolve, che aggiunge nuovi tasselli, ma che comunque ha preso un percorso importante per quanto riguarda noi, anche con l'allargamento ad altre discipline sportive in una chiave un po' nuova. Adesso ci sarà un evento tra poco, tra qualche settimana, ne parliamo però dopo la pubblicità. Certo. Si tratta di Venice Gravel Bike Show, giusto? Sì. E noi andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo qui con Matteo Carponi, grazie. Grazie. Carissimi amici, eccoci, siamo di nuovo qui a Spazio Vostro in compagnia di Matteo Carponi, manager imprenditore sportivo. Allora, abbiamo parlato sinora di questo importante evento, diciamo appena trascorso, ma che è durato 9 giorni all'interno appunto di Valle Center. Sei stanco? Dopo ogni volta che tu fai queste attività, cioè come ti senti? Anche perché tu sei sempre presente, da quello che so. Sì, noi sei sempre lì che controlli? Questo erano 3 ore al giorno durante la settimana e 7 ore nei weekend. Questo è stato molto molto impegnativo, perché mettere d'accordo con un programma tante associazioni nelle varie ore del giorno non era semplice, però l'adrenalina che ti dà, i feedback ricevuti sia dalle famiglie, dai bambini e successivamente dalle associazioni che hanno partecipato ti paga di uno sforzo importante. Allora, questa è stata una novità, hai detto. Invece andiamo su una cosa che invece è consolidata, vero? Che so che tu ci tieni. È una creatura alla quale sono particolarmente legato. Dillo tu, di cosa si tratta? Che è il Trofeo Città di Venezia. Il Trofeo Città di Venezia, che quest'anno è alla 6ª edizione. Quindi questo significa che per 6 anni di trofeo significa che è riconosciuto. Sì, diciamo che il primo e vero evento che ha lanciato il padel qui a Venezia a un livello anche extra regionale. Certo. Perché comunque sin dal 2020... È il più storico legato al padel. Sin dal 2020 abbiamo comunque deciso di dedicare anche un'attenzione alla parte solidale e benefica, per cui quest'anno si rinnova anche con la 6ª edizione la collaborazione con la Lega del Filo d'Oro, per cui dalla prima alla 6ª sono sempre stati presenti con noi, qui all'interno di questo contenitore, che è un evento che durerà 2 giorni, il 25 e 26 di ottobre, e oltre a tutta la parte sportiva di intrattenimento ci sarà un'asta benefica a favore della Lega del Filo d'Oro, verrà organizzata una serata a loro dedicata, una parte delle iscrizioni verranno come ogni anno devolute, proprio perché comunque essendo un evento che di solito negli anni scorsi vedeva la partecipazione
da 7-8 regioni diverse, abbiamo avuto gruppi di 30 pugliesi che sono venuti per 2 giorni per partecipare. Anche quest'anno avete sì, regioni? Anche quest'anno, sì, quest'anno regioni. abbiamo già, nonostante manca ancora un mese, Sì. abbiamo già presenze da Lombardia, Piemonte, Toscana Bello. e vabbè, Friuli Veneto assolutamente, e stiamo attendendo anche alcune conferme da Roma come partecipazione, per cui è sempre stato un evento che anche a valenza turistico-sportiva è stato molto importante, perché Sì, perché sfruttando poi l'appeal di Venezia, certo. comunque le persone vengono, soggiornano ben più dei 2 giorni dell'evento, si fermano 3-4 giorni e approfittano magari in quell'occasione lì anche di visitare la città. Insomma. Ecco, vedi, tutti questi eventi che vengono fatti, ad esempio questo come tanti altri, sono molto interessanti perché coinvolgono ovviamente il turista, cioè lo sportivo che diventa anche turista, quindi va ad alimentare quello che è l'indotto, ad esempio, no? L'indotto economico legato alla ricezione, alla ristorazione, eccetera. Quindi queste persone... pienamente il punto. Sì, perché io vedo che voi imprenditori avete proprio la tendenza, sia in questo festival dello sport piuttosto che in altri ambiti, e questo è molto importante, di cercare appunto a volte vengono anche allungati proprio per questo motivo, perché in qualche maniera chi non è il turista di prossimità, che magari abita qui vicino, ma che viene un po' da lontano, ha bisogno ovviamente di soggiornare, quindi ci sono alberghi che sono a disposizione, ha bisogno di mangiare, quindi ristorazione, eccetera. Quindi fate molto per il territorio in questa maniera. Questa è sempre stata, almeno per quanto riguarda noi, un po' in tutta Italia una caratteristica dei nostri eventi, anche quando andiamo in altre città, quando siamo in Puglia o in Abruzzo, comunque che ci raggiungono appassionati, in quel caso lì dall'Emilia Romagna, dal Veneto, noi gli creiamo anche tutto un contesto dedicato all'hospitality, per cui tanto è vero che proprio per questo, almeno tutti i nostri eventi hanno il patrocinio della regione o della città che ospita l'evento. Vabbè, il Trofeo Città di Venezia c'è un rapporto mai radicato con l'amministrazione comunale di Venezia, per cui avrà il patrocinio, è inserito nel calendario le città in festa, ma questo sin dalla prima edizione, e li ringraziamo di questo perché comunque sono sempre stati presenti in questi 6 anni, sia a questo trofeo qui, ma anche, faccio un esempio, alla 12 ore che abbiamo organizzato. Raccontaci un po' questi aneddoti, sono interessanti perché fanno capire un po' alle persone anche quello che è l'impegno, no? E poi racconterai anche come fare per iscriversi. Certo. Racconta. Allora, per quanto riguarda il Trofeo Città di Venezia, racchiude 4 categorie di gioco, per cui ci sarà un evento femminile, uno misto, lui e lei, un maschile che rappresenta anche una tappa del Domina Padel Experience, per cui grazie al coinvolgimento e alla fiducia che questo grande tour operator ci ha dato, praticamente noi organizziamo un tour in tutta Italia dove i vincitori del torneo maschile si aggiudicano 2 settimane di soggiorno al Domina Coral Bay a Sharm el Sheikh, per cui verranno completamente ospiti a una finalissima, che dopo ne parleremo, che faremo a novembre, per cui anche la tappa del Trofeo Città di Venezia ovviamente ha questi 2 super premi in palio, ma anche nel caso in cui del misto invece, dove giocano lui e lei, comunque ci sono in palio 2 weekend in un altro resort a 5 stelle che hanno in Sicilia, sempre con i campi da padel affacciati sul mare. Quindi amici, Quindi noi unite lo sport al dilettevole, perché ovviamente se avete il piacere e sapete giocare a padel, di poter appunto partecipare a un evento di questo tipo e magari potete vincere anche una bella vacanza, perché no? Esatto, ma la cosa particolare è che tutti gli anni cerchiamo di aggiungere un qualcosa al Trofeo Città cosa di avete Venezia. aggiunto quest'anno? Allora, quest'anno innanzitutto grazie a Razor, che è un partner legato al padel con una linea di abbigliamento e con delle racchette, oltre alla parte sportiva coinvolgeremo in altri campi, sempre all'interno dell'Oasi Padel Club, che è il club di Noale che quest'anno ospita il Città di Venezia, e faremo delle challenge, proprio dei giochi proprio dedicati sia a chi sta guardando le partite, sia ai giocatori che nel frattempo non sono in campo, con diversi premi in palio, per cui durante il giorno, accompagnata da musica, DJ set, ci saranno diversi giochi molto basici legati sempre al padel, ma con premi importanti messi in palio da questa Ricordiamo azienda. le date. Sì, 25 e 26 ottobre all'Oasi Padel Club di Noale, il 6° Trofeo Città di Venezia, che si aggiungerà quest'anno, cosa che abbiamo intrapreso cammino l'anno scorso,
E ci sarà anche un momento legato all'arte e a degli artisti contemporanei, Addirittura, per che cui bello. avevamo iniziato l'anno scorso e proseguiremo quest'anno. Ci saranno delle installazioni visive sia nel giardino che all'interno della zona di gioco con degli artisti del territorio che poi, e li ringrazio anticipatamente, anche loro come l'anno scorso doneranno una loro opera che metteremo all'asta Pro Lega del Filo d'Oro. Per cui, Che idea veramente incredibile, cioè, quindi avete unito anche la cultura, Sì, l'arte, oltre allo sport, Esatto. veramente complimenti. Grazie. Comunque questo, il premio Città di Mestre in questo caso... Venezia. Cosa? Città di Venezia. Scusa, Città di Venezia, perdonami. È comunque una tappa. È una tappa di comunque una serie È una di tappa altri... di un tour nazionale che appunto esatto. quest'anno ha toccato tante regioni. Quando inizia questo tour? È iniziato Allora, questo è iniziato con la prima data a novembre a Pordenone. Ah, quindi quasi un anno di... Sì, poi è passata per Milano, Como, località Insomma, di mare, tutta l'Italia. sud, sì. E adesso, tanto è vero che la data prima del Trofeo Città di Venezia siamo a Como, al Padel Resort, una location molto Meravigliosa, bella, forse sì. tra le più belle a livello Sì. nazionale, e terminerà col Trofeo Città di Venezia, perché poi a novembre abbiamo... E allora arriviamo dulcis in fundo a quella che è, diciamo così, la conclusione Sì, di questo percorso. di questo percorso, che è The Final Sì, 2, seconda edizione. edizione, previsto tra il 16 e il 23 di novembre. Esattamente. Allora, Che cosa succederà in questa fantastica settimana? lì succederà... Di tutti i colori. Sì, Perché l'anno quando scorso- c'è Matteo di mezzo... No, è che l'anno scorso avevamo quasi 100 persone da 7 regioni, tanto per dire un numero. Praticamente lì ci troveremo non più per un evento di 2 giorni, ma per una settimana, per cui 7 giorni, in una location molto molto bella, che è il Domina Coral Bay, che insomma è conosciuto da tutti perché... Dove vi troverete quindi? A Sharm el A Sharm el Sheikh. Sheikh. A Sharm el Sheikh, dal 16 al 23 di novembre, per una settimana dove ci sarà padel, ma ci saranno tante altre attività sportive, e noi abbiamo appassionati che vengono via, che non giocano neanche a padel, magari per la seconda o terza volta che vengono, perché comunque sarà un contenitore per quanto riguarda la parte sportiva, ma ci sarà anche tutto un pacchetto relax con tutta una serie di eventi, anche per chi non gioca, diurni e notturni, che renderanno la settimana veramente emozionante. Per chi gioca a padel, cosa bella è che comunque ci saranno gli istruttori che portiamo dall'Italia, avremo 3 campi molto belli di fronte alla barriera corallina riservati per noi durante il giorno, certo. Ci saranno tornei amatoriali per tutti, maschile, femminile e misto, e poi ci sarà anche da vedere un bello spettacolo perché avremo il torneo dei campioni, dove i vincitori, appunto come accennavo, delle tappe nazionali si ritroveranno lì e si sfiderà chi ha vinto a Roma con quello di Milano, con quello Certo. di Venezia. Chi vincerà a Sharm el Sheikh, la finalissima, vinceranno 2 viaggi a Cuba. Ah, quindi Per cui, c'è un altro viaggio aggiungiamo, ancora. sì, Andranno a Cuba. Andranno a Cuba nel nuovo resort a Varadero che Domina ha acquisito, per cui proveranno tra i primi, penso, l'esperienza di questo resort. Qui bisogna giocare a padel praticamente. Diciamo che hanno cominciato in tanti effettivamente, per cui oramai... Sì, beh, il padel è stato, oramai- ha avuto veramente un'escalation importante, quindi nella tua visione di allora tu ci avevi visto bene, no? Sì, noi avevamo iniziato col beach tennis già nel 2013 con un format molto aggregativo che veramente in quegli anni là nelle spiagge è stato un boom clamoroso perché siamo finiti ovunque, in Sardegna, in Sicilia, in Campania. E da lì nel 2017 avevo intuito che comunque il grosso di questi giocatori di beach comunque si sarebbero avvicinati al padel. E da lì poi è stata, si tiene conto che quest'anno superiamo i 10.000 campi Mamma presenti mia. nel territorio. Insomma, Complimenti. Sì, diciamo che la diffusione a livello territoriale un po' in tutte le regioni ormai è veramente capillare, è uno sport molto di relazione, Sì. molto praticato dalle donne, Sì. quasi equamente diviso Sì, numericamente oramai tra uomini e donne. Sì, Cioè, questo è vero. Non c'è nessuno Questo sport... è vero, si gioca anche a coppie proprio, Sì, ma poi sì. dico non c'è nessuno sport dove la percentuale è quasi 50 e 50. È vero. Nel tennis è
70 e 30, tanto per dire. Infatti lo so perché Da giocatrice. gioco a tennis, quindi Ecco. infatti volevo chiederti del tennis, apriamo una piccola parentesi perché ormai il nostro tempo sta chiudendo, ma sta finendo, ma io volevo parlare un attimo del tennis, questo fenomeno ovviamente italiano di Sinner che ci ha portato ovviamente finalmente dopo tanti anni alle vette del tennis mondiale. Hai in mente qualcosa Tieni conto sulla che scia di questo? Io gioco a tennis quando avevo 8 anni, so per che cui sei qualche anno è bravissimo. passato, e sai che il padre è una cosa, ma il tennis, Il tennis è un'altra storia, esatto. certo. E sicuramente nel 2026 ci sono in cantiere 2-3 eventi molto particolari che rappresentano il nostro ingresso nel tennis. Guarda, però sono molto contenta di ovviamente questa in una cosa, forma perché io non sono... tradizionale, conoscendoci lo sai, Sì. per cui l'idea è proprio quella comunque, anche perché ce lo chiedono già da tempo sinceramente, perché il fatto che i nostri eventi sono molto aggregativi, comunque c'è anche tutta una community di età media legata al tennis che ha il piacere di viaggiare con la propria passione, Certo, anche certo. legata a questo sport, per cui sicuramente nel 2026 ci saranno 2-3 appuntamenti che appena saranno definitivi, li comunicheremo. Beh, poi sicuramente magari avremo legati al modo di tennis. rincontrarci qui a Con Spazio grande- Vostro, con grande piacere. qui a Televenezia. Intanto ti ringrazio di essere stato nostro ospite, Grazie a voi. di aver ovviamente raccontato queste esperienze, ma lui sicuramente ne ha molte altre in cantiere di cui adesso non può ancora spoilerare, ma prossimamente ne sapremo di più e ti auguriamo di continuare su questa strada perché ovviamente insomma, è il tuo ambito dove tu hai avuto una visione diciamo già molto tempo fa e molto probabilmente avrai visioni ulteriori per quanto riguarda cose future da fare. Sì, sicuramente ci sono anche delle evoluzioni e ci saranno Delle diverse cose evoluzioni. nuove anche per quanto riguarda le attività all'interno dei centri commerciali, per cui Benissimo. sarà un focus. Sono molto contenta di averti Grazie. avuto come ospite, Grazie, Federica. ti ringrazio. Cari amici, io vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana. Grazie a Matteo Carponi di essere stato con noi. Grazie. Grazie.